Signore e signori, buonasera. Io intanto invito ad entrare sul palco i protagonisti della serata, i solisti di Radio Veneto 1. E cominciamo la nostra serata in musica, serata che comincia con Wolfgang Amadeus Mozart e la sinfonia numero 29 K201, da lui composta nel 1774. Ecco, questa sinfonia rappresenta una svolta nella composizione appunto di Mozart sinfonica, perché prima appunto aveva uno stile più italiano. Con questa sinfonia invece ha una sua crisi romantica e decide di aderire alla poetica dello Sturm und Drang, tempesta e impeto. Io direi di invitare sul palco il maestro Giorgio Sini, il direttore d'orchestra. Maestro. E di dare la parola alla musica con la sinfonia numero 29 in La maggiore K201, allegro moderato, andante, minuetto e allegro con spirito. Buon ascolto.
E da Mozart restiamo a Mozart e andiamo al concerto per violino numero 3 in sol maggiore, K216. Diamo dunque il benvenuto sul palco al violino solista di questa sera, il maestro Paolo Tagliamento. Noi tutti conosciamo il prodigioso talento del giovane Mozart come clavicembalista, ma non molti sanno che fu anche un abile violinista e ne diede prova nella sua brevissima parabola proprio da violinista. Meno di un anno purtroppo, però fu una carriera ricca di fulgidi, appunto, successi e capolavori. Noi ora andiamo a ascoltare il concerto per violino e orchestra numero 3, K216, i tempi allegro, adagio, rondò allegro. E nell'ultimo tempo, questo rondò, probabilmente a metà sentirete un tema popolare, insomma, di influenza tirolese. Il violino solista, il maestro Paolo Tagliamento, maestro appunto dei solisti di Radio Veneto 1, Giorgio Sì.
E da questo repertorio mozartiano passiamo a Gabriel Fauré, un francese che ci incanterà adesso con i toni più romantici della sua musica. Après un rêve infatti descrive un sogno, un volo romantico con l'amata lontano dalla terra e verso la luce, sogno che poi però si interrompe e lascia cosa a chi scrive? Solo il rammarico di non essere più in quel buio. Ti chiamo notte, ridammi le tue menzogne, ritorna radiosa, ritorna notte misteriosa. Noi ora lo ascoltiamo con appunto il protagonista che sarà il violoncello solista del maestro Giuseppe Barutti, questo brano romantico che oltretutto fa parte di un ciclo di melodie che Gabriel Fauré usava donare alle nobildonne amiche, in particolare una aveva appunto ricevuto molti di questi brani perché l'autore sperava di diventare il genero. Chissà, le cronache ci diranno se è riuscito in quest'opera. Richiamo sul palco il maestro Giorgio Sini. Après un rêve. Après un rêve, opera 7 numero 1, il violoncello solista di Giuseppe Barutti.
E dalla Francia andiamo in Spagna con la Carmen Fantasy di Pablo de Sarasate, una fantasia violinistica tratta dalla Carmen di Georges Bizet. Noi ascolteremo i primi due tempi, allegro moderato, con appunto il riferimento all'aragonese, introduzione al quarto atto, e il moderato, la melodia è quella dell'Habanera del primo atto. Un brano sicuramente virtuoso, conosciuto e usato proprio per dimostrare la grande capacità violinistica e virtuosistica, ma non solo, perché questa musica spagnola contiene una grande rata di passionalità e di sanguinità anche, e quindi anche l'interprete deve riuscire a respirare questo tipo di atmosfera, riuscire a farla respirare questo tipo di atmosfera. Il nostro Paolo Tagliamento, che torna sul palco. Paolo Tagliamento ha respirato per 2 anni l'aria spagnola e quindi possiamo dire ha studiato alla scuola della Reina Sofia negli ultimi 2 anni, e quindi possiamo dire continua a studiare, che sicuramente porterà quest'aria spagnoleggiante qui a Villorba con noi. Richiamo sul palco il maestro Giorgio Sini. Carmen Fantasy di Pablo de Sarasate, violino solista Paolo Tagliamento.
E da questa caliente atmosfera spagnola torniamo in Francia, torniamo al romanticismo francese con il Cigno di Camille Saint-Saëns. Cigno che è uno dei brani tratti da Il Carnevale degli Animali, un'opera umoristica e canzonatoria che però non venne mai eseguita se non in forma privata quando Saint-Saëns era in vita. Venne eseguita soltanto un anno dopo la sua morte appunto pubblicamente. Ecco, ascolteremo il romanticismo di questo Cigno e a noi trevigiani basta pensare un po' ai cigni del nostro Sile probabilmente per capire queste atmosfere dolci e suadenti. Il violoncello solista è quello del maestro Giuseppe Barutti. Maestro Giorgio Signi sul palco.
E da questo romanticismo così profondo torniamo invece alla passionalità del tango, e quindi sudamericana, argentina, con Astor Piazzolla e il suo Oblivion. Cosa c'è da dire? Astor Piazzolla è stato il vero e proprio riformatore del tango in questo Novecento, tanto che molti detrattori in patria lo chiamarono davvero assassino del tango, perché il tango era immutabile e invece lui lo contaminò con il jazz. Oggi ascolteremo Oblivion, questo brano che appunto è dimenticanza, svanimento. Lo ascolteremo con l'oboe solista del maestro Stefano Marangoni, che chiamo qui sul palco. E chiamo il maestro Giorgio Sini. Oblivion di Astor Piazzolla.
e come avrete capito siamo entrati nella parte più moderna del nostro repertorio, parte moderna che continua naturalmente con il prossimo brano, che è forse quello più scatenato, insomma, Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, in questa naturalmente interpretazione che faranno i solisti di Radio Veneto 1, molto più soft, molto più dolce, però comunque è un brano che rimane con la sua energia. Sweet Child of Mine è il terzo estratto dal primo album in studio Appetite for Destruction, proprio dei Guns N' Roses, e nasce forse un po' per caso. Il brano appunto nasce come un brano d'amore nei confronti dell'ex moglie del frontman Axl Rose, nei confronti appunto dell'ex moglie, la fidanzata di allora, e nasce da un riff con cui stavano giochicchiando il suo chitarrista e il batterista. Sentita questa melodia, che è piaciuta, il brano è nato ed è uno dei più famosi brani rock che conosciamo tutti noi. Sweet Child of Mine, maestro Giorgio Sini, Guns N' Roses, i solisti di Radio Veneto 1.
E siamo in tempo di Natale e quindi tempo di melodie anche più soavi. Concludiamo questo nostro concerto, questa serata dei solisti di Radio Veneto 1 con Gabriel Soboe. E a me viene da pensare che forse gli angeli quella volta, che appunto erano sopra quella grotta, quella casa, quella stalla, insomma dove c'era il bambino Gesù, suonassero melodie celestiali, come proprio è questa Gabriel Soboe, la colonna sonora dal film The Mission, colonna sonora celeberrima di Ennio Morricone, che questa sera ascolteremo dall'oboe solista del maestro Stefano Marangoni, che invito sul palco. E con questa melodia celestiale cosa non dire? Cosa dire se non buon ascolto?
Signori e signore, i solisti di Radio Veneto 1. Io vi ringrazio veramente prima del bis che penso sia doveroso, insomma. Ci sono una serie di ringraziamenti da fare. Intanto l'amministrazione comunale che ha dato modo ai solisti di Radio Veneto 1 di essere qui sul palco questa sera, il sindaco Marco Serena, l'assessore Rosso, tutti coloro che hanno lavorato per questa serata, tecnici e tutte le persone dietro le quinte, tutte le persone che insomma dalla cosa più piccola al posizionare le sedie, dare da mangiare, insomma hanno contribuito davvero in modo essenziale e importante alla serata. I ringraziamenti naturalmente anche per i nostri musicisti, i solisti di Radio Veneto 1. Grazie. E doveroso è l'applauso ai solisti di questa sera, il maestro Giuseppe Barutti qui dietro di me, il maestro Stefano Marangoni, che invito sul palco, e il maestro Paolo Tagliamento, che invito anche sul palco. E naturalmente il maestro Giorgio Sini che insomma ha unito tutti noi. Ecco, e direi proprio di sentire la voce del maestro Giorgio Sini che ci annuncia il primo bis. Bene, allora suoneremo un Alleluia di compositore moderno, che è Cohen, e di una trascrizione tra l'altro fatta dai solisti di Radio Veneto 1. E quindi buon ascolto, sempre con un grande piacere.
ed era doveroso un omaggio a questo grande musicista, uno dei tanti che purtroppo questo 2016 ci ha portato via, uno dei grandi che ci ha portato via. Però non continuiamo. Io intanto chiedo a Nadia di consegnare alle donne appunto della nostra orchestra un piccolo omaggio floreale, però dicevo, noi non vogliamo concludere in tristezza quest'anno, questo 2016, ma cominciare con un auspicio il 2017, con un auspicio di serenità e soprattutto di gioia questo 2017. E quindi l'ultimo bis di questa sera è Eine kleine Nachtmusik. E chiamo sul palco il maestro Giorgio Ossini. Buon anno e buon 2017, buona fine e buon inizio. Senza ritornelli. Senza note. Senza ritornelli. Ma lo facciamo... Dai. Thank you.
Grazie.